Love is in the air, l'amore è nell'aria. Anticipazioni dal 31 maggio al 4 giugno. Serkan ha una finta fidanzata. Lunedì 31 maggio. Eda è una giovane donna di umili origini, ma fortemente ambiziosa, che desidera più di ogni altra cosa diventare architetto paesaggista. La ragazza vuole studiare e lavorare sodo per avere la possibilità di costruirsi il futuro che desidera. Qualcuno è però pronto a infrangere tutti i suoi sogni, il ricco e arrogante Serkan. Distrugge infatti tutte le sue chance di carriera cancellando i fondi per la borsa di studio che le avrebbe permesso di andare a studiare in Italia. Tra i due è guerra aperta. Martedì 1 giugno. Dopo essere diventata il peggior incubo di Serkan, danneggiando la sua auto e ammanettandosi a lui per il resto della serata, Eda finisce con l'aiutare l'uomo a convincere un importante cliente a vendergli un terreno. Nel frattempo, Melo, Figen e Seren cercano disperatamente Eda, sparita nel nulla ma senza risultati. Mercoledì 2 giugno. Eda, dopo aver accettato di sostituire Melo come assistente di volo, ha una brutta sorpresa. Il cliente che dovrà accompagnare è proprio Serkan. Una volta atterrati, Serkan ed Eda si separano. Lui raggiunge il posto dove si terrà la festa di fidanzamento della sua ex fidanzata Celine, mentre Eda decide di andare un po' in spiaggia. Durante la festa, Serkan mente a Celine dicendole di essersi fidanzato, per poi raggiungere Eda, ignaro che l'ex lo stia seguendo. Quando la donna sbuca dal nulla, cogliendole di sorpresa, Serkan presenta Eda come sua fidanzata e lei, sebbene sorpresa, decide di sostenere il suo gioco. Poco dopo, la notizia del fidanzamento dello scapolo d'oro finisce in tutti i media. Giovedì 3 giugno. Eda e Serkan stipulano un patto, si fingeranno fidanzati per 2 mesi, giusto il tempo affinché Serkan riconquisti Celine, e in cambio lui farà in modo di esaudire il sogno di Eda. Quest'ultima, durante la presentazione di un progetto, bacia Serkan, sconvolgendo tutti e scatenando la gelosia di Celine, che inizia a fare ricerche sulla donna misteriosa. Intanto la zia Eiffel scopre del fidanzamento di Eda e Serkan e ne resta sconvolta. Venerdì 4 giugno. Eda fa la conoscenza della famiglia di Serkan e incontra Aydan, la madre di Serkan. Tra le due donne è subito guerra ed Eda, per liberarsi dello sguardo interrogatorio della signora Bolat, finisce col rivelarle che il fidanzamento con Serkan è una farsa. Successivamente la finta coppia si reca insieme a comprare un anello di fidanzamento che Eda chiarisce subito gli restituirà non appena il loro accordo sarà concluso. Nel frattempo Serkan incarica Aydan di organizzare una festa di fidanzamento in sole 24 ore. Adesso non ci resta che guardare gli episodi. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!